Cari amici della Via dei Presepi, buon Santo Stefano a tutti, buone feste, stiamo continuando il giro attraverso i presepi del territorio e quest'oggi siamo a Riese Pio X. Con noi Vania Baggio, che è una dei componenti del gruppo Amici del Presepe di Riese. Buon Santo Stefano a te. Buon Santo Stefano a tutti. Portalo a tutti i tuoi collaboratori, ma innanzitutto spieghiamo dove siamo. Siamo all'interno del Collegio Vescovile di Treviso, ricostruito qui tutto attorno a noi, con una nuova bellissima scena. Esatto, quest'anno il nostro presepe, che è sempre situato a Riese Pio X, vicino all'asilo, ripercorriamo sempre la vita di San Pio X. Treviso era una delle città che ci mancava e quindi abbiamo rappresentato questa scena della piazza di Treviso. Sarebbe la visuale che il nostro Papa Sarto aveva restando dentro al suo collegio vescovile. Abbiamo rappresentato il Duomo e una parte della piazza con le varie scene, quindi con il mercato, con le persone, tutte quante le scene solite. E poi tutto l'altro presepe è rimasto pressoché uguale. L'altra parte rimane pressoché uguale. La Natività è l'unica scena che rimane tradizionale, per cui con i vestiti tradizionali di Betlemme, le pecore, la Natività per come tutti quanti la immaginano, mentre tutto il resto è sempre sulla vita di San Pio X, sulle varie tappe che lui ha percorso. Vania, qui davanti alle telecamere è stata prescelta la tua figura, ma non sei la sola a fare questo presepe. Sono da portavoce soltanto, esatto, siamo in tanti che ci diamo una mano. Quante persone devi ringraziare? Allora, attivi una quindicina. Grazie doveroso a tutte le persone che partecipano attivamente alla costruzione del presepe, al nostro presidente. Potete visitare il nostro presepe nei giorni festivi, sia la mattina che al pomeriggio, nei giorni feriali soltanto al pomeriggio. Dal giorno della Befana fino a fine gennaio sarà aperto soltanto alla domenica. Quindi che dire, avete capito bene quali sono gli orari? Vania e tutti i suoi collaboratori vi aspettano qui a Riese Pio X, noi invece ci vediamo oggi pomeriggio a Benigazzù e vi auguriamo ancora un buon Santo Stefano. Buon Santo Stefano anche a te, Vania. Tanti auguri, auguri a tutti. E anche, portalo anche ai tutti i collaboratori. E grazie. E noi adesso ci prendiamo qualche minuto e andremo a visitare con Vania questo bellissimo presepe. Noi vi aspettiamo di nuovo domani. Arrivederci.